Rissa violenta in centro a Cagliari. Aggressione e shock in piazza Matteotti. Un uomo nordafricano è stato assalito a calci e pugni da 3 persone durante la notte di Halloween. È ricoverato in ospedale. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se vuoi seguire le notizie di cronaca dalla Sardegna, iscriviti ora e attiva la campanella. Non perdere aggiornamenti più importanti. L'episodio è avvenuto in piena movida notturna a Cagliari, nonostante il servizio straordinario di controllo disposto dai carabinieri per prevenire illeciti legati all'abuso di alcolici. Al culmine di un diverbio in piazza Matteotti, 3 aggressori hanno preso di mira la vittima. I carabinieri di Stampace sono intervenuti immediatamente. L'uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Brozzo di Cagliari, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Ma con tutti i controlli predisposti, com'è stato possibile che 3 aggressori si siano dileguati indisturbati? Le indagini sono in corso. I carabinieri stanno analizzando i video delle telecamere di sorveglianza per identificare i 3 responsabili di questa violenza inaudita nel capoluogo. Episodi come la rissa di piazza Matteotti ci mostrano i rischi della movida. Se questo video ti è stato utile, lascia un like e iscriviti per restare informato sulla cronaca cagliaritana e sarda. Ciao e grazie per esserci stato, stammi bene.